Superati in Sicilia i limiti tra bianco e giallo per terapie intensive e ricoveri ordinari. In aumento tutti i dati rispetto alla settimana scorsa. Musumeci raccomanda prudenza per il Capodanno. Giuliana Miccichè. Il Covid galoppa in Sicilia. Nell'isola si è quasi raggiunta la soglia dei 250 casi ogni 100.000 abitanti e si ipotizzano nuove restrizioni. Nel corso degli ultimi giorni sono ancora aumentati il numero dei focolai, 3.649 rispetto ai 2.726 della scorsa settimana, e quello dei nuovi casi non associati a catene di trasmissione già note, 5.477 rispetto ai 3.151 della settimana precedente. E ciò evidenzia la necessità di rafforzare le capacità di tracciamento dei casi e dei contatti nel ricostruire le catene di contagio. Grazie alla campagna vaccinale si registra una maggiore protezione e un minor numero di ricoveri rispetto al passato. Il rapporto tra casi settimanali e attualmente ricoverati è di circa il 6% e l'11% degli attuali ricoverati si trova in terapia intensiva. Tuttavia il limite di occupazione dei posti letto del 10% in terapia intensiva e 15% in area medica è stato appena superato e dunque si è già teoricamente in zona gialla. E a tal proposito il presidente della regione, Musumeci, raccomanda: lancio un appello ai siciliani affinché evitino che a Capodanno si faccia l'errore del 2020 che poi ci ha costretti a restare in zona rossa per oltre un mese. Serve prudenza, mai come in questo caso. In Sicilia l'82% degli over 12 ha completato il ciclo primario di vaccinazione, mentre la media di copertura degli over 60 pronti alla terza dose è di poco superiore al 49%. E per quanto riguarda i tamponi, l'assessore Razza ha firmato l'annunciata adesione ad una convenzione tra l'Ordine Nazionale dei Biologi e il Ministero per l'assunzione di alcune centinaia di biologi da destinare alle aree tamponi già esistenti e a quelle aggiuntive. E il vicepresidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, Pietro Miraglia, commenta: finalmente in Sicilia anche i biologi saranno impegnati massicciamente dalle istituzioni regionali per fronteggiare ed arginare la pandemia. Dunque adesso non è solo stata sfondata quota 3.000, ma si inizia a grattare la soglia dei 4.000. Sono infatti 3.729 i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 55.631 tamponi processati. Il tasso di positività è al 6,7%. La regione è all'8° posto per nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 35.228 con un aumento di 3.085 casi. I guariti sono 638. Le vittime sono 6 per un totale dei decessi a 7.481. Negli ospedali i ricoverati ordinari sono 792, 19 in più, e quelli in terapia intensiva sono 89, uno in più. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 984, Catania 957, Messina 478, Siracusa 279, Trapani 339, Ragusa 172, Caltanissetta 217, Agrigento 32 ed Enna 271.